Buona giornata, benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana con lo sport, il mondo dello sport per quanto riguarda la nostra provincia, Marca Trevigiana e la nostra regione del Veneto. Vi ricordo il nostro e la vostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutte le nostre interviste e il nostro materiale in modalità on demand. Per chi ama invece il digitale terrestre, canale 95, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV24 è l'emittente che ogni sera intorno alle 19:40, 19:45 circa mette in onda la prima nostra edizione di questo TG e poi naturalmente nella seconda parte della serata e nella prima parte della mattinata in replica. Andiamo ad iniziare con il basket nazionale impegnato nelle coppe in questi giorni e soprattutto Milano con un tour de force vero e proprio. Milano è andata ad Istanbul e ha perduto per 81-76, si ferma la striscia positiva in Champions e in Coppa. Domani anticipo della 10ª di Serie A per quanto riguarda il basket maschile, quello che conta, quello dove è approdata e ritornata finalmente la TVB De Longhi Treviso. Domani vi dicevo anticipo, Reggio Emilia Varese, poi le altre gare tra cui appunto Venezia Trento e Virtus Roma contro De Longhi Treviso. Per il volley europeo adesso l'Imoco Volley Conegliano ha vinto 3-2, un po' a fatica contro Budapest, della prima di Champions in casa al Palaverde. In campo c'è andato sempre per la stessa competizione anche lo Scandicci che ad Istanbul un po' a sorpresa ha vinto 3-2 contro la formazione di Guidetti e Novara contro le russe dello Yuzhny ha vinto in casa per 3-0. Attenzione alla partenza e attenzione alle giornate dell'Imoco Volley Conegliano. Martedì, allora dopo la partita con Scandicci domenica, martedì partenza per la Romania dove mercoledì giocherà contro l'Alba Blei e venerdì poi partenza per la Cina dove il 3 dicembre inizia il mondiale per club. Superlega maschile sempre nel volley, tocca la 7ª giornata con Milano-Modena 3-0 per Modena, Vibo Valencia batte Verona 3-0, Trento-Padova 2-3 per Padova che espugna il campo di Trento. Ieri sera a fatica Civitanova Marche batte al tie break Ravenna 3-2. In A1 femminile siamo a parlare e a ricordarvi velocemente che l'Imoco sarà contro Scandicci, come abbiamo detto si gioca alle ore 17 al Palaverde. E adesso ci spostiamo dal volley femminile al rugby maschile. I Leoni del Benetton tornati a casa dall'Irlanda dopo la prima di Heineken Champions Cup contro il Leinster con una sconfitta, però una sconfitta mitigata dalla buona prestazione effettuata, 33-19 il risultato. E domani a Monigo arriva il Northampton che è la prima squadra in questo momento nel campionato in Inghilterra. Andiamo a sentire Marco Riccioni che ci parla proprio di questa gara. Se non ci fosse la scritta Benetton Rugby e il verde, insomma, sembrerebbe con il tempo ancora fermi a Leinster. Sì, ha fatto 2 belle settimane di pioggia, però dai, ci continuiamo a allenare, abbiamo anche il campo interno, quindi siamo strutturati abbastanza bene per ogni eventualità. Senti, è la legge dei numeri 1, insomma, diciamo, perché Leinster numero 1 Pro 14, però quello che arriva a Northampton è primo in Inghilterra, quindi ci siamo. Sì, ha una bella squadra, hanno veramente una bella squadra, abbiamo visto dei punti dove possiamo mettere in difficoltà e per noi è solo un bene confrontarci contro queste squadre, anche perché poi abbiamo giocato partite molto, molto belle come è stata quella di Leicester che ci fanno prendere molta più consapevolezza. Il fatto è che vincere sicuramente ti dà quella consapevolezza in più in campo, ti dà quella confidenza, però anche combattere, andare a giocare contro queste squadre ti fa crescere di più come squadra e come giocatore. È la seconda gara di questa competizione, anche parlando con altri tuoi compagni di squadra dico sì, il Pro 14 è di un grosso livello, però
la Champions ulteriormente, perché le migliori squadre della Premiership, le migliori squadre della Pro 14 e soprattutto del campionato francese poi. Sì, allora negli ultimi anni penso che il Pro 14 sia il campionato, se non il primo, comunque sia il secondo, il più importante che ci sia, e secondo me anche di livello più alto. Ovviamente se tu prendi il meglio di tre campionati che sono i tre principali al mondo, come anche quello del Super Rugby, però ovviamente non ne fanno parte, e prendi l'elite del rugby europeo in questo caso, e quindi sì, il livello si alza ancora di più ovviamente. Con Northampton che partita sarà? Ci aspettiamo sicuramente una partita fisica, e abbiamo visto dei punti dove sicuramente possiamo mettere in difficoltà, ma sai, questo livello le partite sono sempre molto fisiche, si giocano sempre sui dettagli. Sei rientrato dalla nazionale, mondiali, fisicamente ci sei stato uno dei primi a rientrare anche nel 15 della Benetton. Sì, ho avuto un problemino alle costole quando sono rientrato dopo l'ultima partita, però abbiamo rimesso a posto dopo 2 settimane per fortuna, e adesso sì, sto trovando continuità, sono molto contento di trovare continuità e di giocare qui. Questo è il pilone titolare appunto del Benetton, Riccioni. Intanto rimaniamo sempre in casa Benetton, perché il presidente Zatta è stato riconfermato in questi giorni alla guida del CDA. C'è stato l'ok al bilancio, si è parlato anche dell'Accademia Under 20, dove si è sollevato il problema che le accademie dovrebbero avere la sede dove ci sono le franchigie del Pro 14, cioè Treviso in questo caso e Parma. Invece una accademia è in provincia di Brescia. Bisognerà capire il perché e bisognerà capire poi come si potrà cambiare questo andamento. Confermato anche lo staff della nazionale italiana di rugby. Dopo l'addio di O'Shea vedrà al comando quest'uomo, Smith, coadiuvato anche da Giampiero De Carli per gli avanti e da Marius Gosen per la difesa. Pete Atkinson insieme a Giovanni Sanguini per la preparazione fisica. Si parla, oggi i quotidiani titolavano che è una nazionale benettoniana, diciamo, perché 2 sono gli uomini che figurano avente fatto parte del Benetton, come Smith e come Marius Gosen, che è appunto responsabile per la difesa anche per quanto riguarda Benetton. Quindi vedremo adesso se i risultati cominceranno a mutare, a cambiare. Nella A3 di pallavolo maschile invece, per ritornare allo sport di palestra, per il Motta di Livenza è arrivato il prossimo turno, un turno in trasferta che va contro il Portoviro. Siamo in provincia di Rovigo e quindi si gioca contro una delle 3 venete di questo girone. E adesso il calcio, la Serie A, con la Juve al comando con 32 punti nel massimo campionato. Poi si parla anche di mercato, perché il Milan tenta di convincere Ibrahimovic a tornare in rossonero. È pronto un contratto per 6 mesi che potrebbe essere allungato addirittura a 18, quindi vedremo quello che deciderà Ibrahimovic, che ha detto che deciderà al più presto. Poi c'è il caso Balotelli. Se c'era il caso Balotelli sui bu razzisti dove era rimasto al centro di questo fatto una quindicina di giorni fa, adesso di nuovo al centro dell'attenzione della stampa, soprattutto per che è stato allontanato ieri pomeriggio mentre c'era in atto l'allenamento a Brescia. Il tecnico Grosso lo ha invitato ad abbandonare il campo perché lo vedeva svogliato e poco voglioso di fare allenamento. Andiamo a Napoli, dove invece Ancelotti ha un futuro da riscrivere e da ricucire tra squadra e società, ed è sicuramente un bel compito. Si tornerà in campo, vi dicevo, domani con Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter. Sono 3 belle partite che potrebbero già dare un'ulteriore scossa al campionato, un'ulteriore inquadratura al campionato. In Serie B, venete e friulane che vedranno il Pordenone in casa alla Dacia Arena contro il Perugia. Un Perugia che ha scelto di eliminare
eliminare i ritiri e va in trasferta nella giornata, quindi spostamento, infatti si muovono da Perugia con un charter e arrivano all'aeroporto appunto di Ronchi dei Legionari per giocare contro Udine, ma è una scelta questa voluta da Nesta. Empoli-Venezia, Venezia che gioca fuori casa, domenica toccherà il Cittadella, terzo della classe per Venturato, che affronta il Pisa, poi lunedì chiude Chievo-Entella. Mi sono dimenticato di dire che questa sera apre la giornata Pescara-Cremonese. Nella Serie B femminile invece la Permac Vittorio Veneto ritorna al campionato e ritorna in casa al Barison contro Ravenna. È una Serie B femminile Permac Vittorio Veneto che si stringe attorno al suo sponsor principale della Permac e ricoverato in ospedale, e quindi guarigione immediata glielo auguriamo anche noi della redazione, e vuole ritornare al successo, vuole ritornare in testa alla classifica dopo essere stata superata in queste settimane. Andiamo in Serie C, dove nel girone B si ricomincia oggi con Virtus Verona Carpi, e la Coppa Italia invece porta al 27 novembre a giocare Vicenza Triestina. Parliamo di Serie D con il Campodarsego a 31 punti, Cartigliano a 28, il Montebelluna che sale a quota 17 dopo la vittoria con il Tamai, e domenica il Montebelluna sarà in casa contro l'Ambrosiana. Attenzione all'eccellenza, il campionato di eccellenza torna in campo dopo la Coppa che ha visto il Porto Mansuè perdere a Mansuè dal San Donà di Piave per 2-0 e dopo il rinvio della scorsa settimana. A proposito di rinvii, dall'eccellenza alla prima categoria e a parte della seconda e della terza categoria, le partite rinviate si giocheranno il 22 dicembre, quindi proprio vicinissimi a Natale. Sabato 23 invece novembre, oltre a Vittorio Veneto Montello di Eccellenza, si anticiperà Barbisano Santa Lucia Susegana e Cisonese Cappella Maggiore per la prima categoria. Per la promozione, tutto in tranquillità per lo Pitergina capolista, il Treviso che deve risalire la china dopo essersi trovato al quarto posto, che è un po' un rischio. Bellotto ha fatto già richiesta di alcuni giocatori, soprattutto per l'attacco. Chiudiamo ricordandovi gli appuntamenti in Serie A2 femminile di basket con il Ponzano che va a Crema, mentre in Serie B maschile la Ruker Sanve che ha perso a Bernareggio e quindi è stata agganciata da Bernareggio in testa alla classifica, affronta sabato sera al Palasystem di San Venemiano Crema. Noi saremo in diretta streaming, lo ricordiamo, www.venetoglobe.com, scegliete i canali Facebook o YouTube e troverete naturalmente la telecronaca diretta in streaming di Ruker San Venemiano contro Crema. È tutto, vi auguro un buon weekend.